Laura De Marco, Eleonora De Gan, Claudia Mondini, Silvia Poldis vi salvano con Rabab El Ammari. Silk Ultralight, Erika Mazzer, la Treviso Atletica che schiera Alice Vidoret. Gruppo Atletica Vedelago con Chiara Callegari, Sara Sartori dell'Atletica di Marca, Diana Tecuceano dell'Atletica Riviera del Brenta. Il gruppone del Coin con Alice Bonetto, Giulia Bortolozzo, Camilla Cestaro, Elena D'Alfonso, Sonia Ellashker e Chiara Samassa ed anche Sara Zanetti. Jesolo Turismo con Emily Soncin, Libertas Milano con Allegra Bacco, Due Torri Noale con Aurora Bettamin e Yasmin Sharaf, Atletica Vicentina con Eva Dallabona e Maddalena Fontana. Insieme New Food Verona, che avevo detto in precedenza, di Maddalena Marchi, ma attenzione a Valentina Marchi, Martina Caloi, ma soprattutto a Francesca Tommasi, che nella gara di Pescantina ha inflitto circa 2 minuti alla seconda concorrente, che è sempre una concorrente molto valida tra le altre cose. Ma andiamo a vedere quali potrebbero essere le possibili protagoniste mentre si sta, ecco lo sparo, parte la gara. Da seguire anche Ilaria Fantinel dell'Ana Atletica Feltre, poi Giulia Lancedelli, terza nella gara di Pescantina, e anche la compagna Gaia Colli. Laura De Marco, che è arrivata arrivata terza a Vittorio Veneto. Vediamo ancora quali potrebbero essere ancora altri possibili protagonisti, ma ora le vedremo in azione le protagoniste, quindi sono ora impegnate nella prima parte del percorso. Valentina Marchi anche da seguire in modo particolare, ma avremo modo di apprezzare subito le straordinarie doti anche tecniche da parte di Francesca Tommasi, che sembra è sicuramente perfettamente a suo agio sulle insidie dei percorsi di cross. Eccola in lontananza, Francesca Tommasi ha già preso un vantaggio di una quarantina di metri nei confronti della compagna di squadra Valentina Marchi, e c'è anche insieme a Valentina Marchi la longilinea Giulia Lancedelli dei Caprioli di San Vito. Francesca Tommasi è quanto di meglio si possa vedere sul suolo nazionale in questa stagione. Avremo modo di apprezzarla sicuramente ai prossimi campionati italiani. Non fa calcoli, parte e va con il suo ritmo. Ha già un vantaggio di una sessantina di metri nei confronti della coppia Valentina Marchi e Giulia Lancedelli. Poi Laura De Marco alle spalle di questa, e c'è anche, mi sembra di vedere, in terza posizione Laura De Marco, che sta guidando una coppia. Francesca Tommasi è già all'interno praticamente della zona del parco di Villareale. Francesca Tommasi, New Food Verona, sempre al comando da qualche titolo italiano sul suo palmarès. Vittoria nel 2000, arrivate qui? Siamo fuori. Siamo fuori? Sì. Allora attraversiamo. Lontano dalle gare, ma ora è tornata in grandi condizioni e sarà sicuramente la protagonista dei campionati italiani. Ma nel gruppo delle inseguitrici ci sono anche atlete che partono, che hanno ambizioni. Sicuramente tra queste c'è Valentina Marchi, la compagna di squadra di
Francesca Tommasi, seconda alla gara di Pescantina, e la bellunese di San Vito di Cadore, Giulia Lancedelli, ma potrebbe uscire anche alla distanza la portacolori dell'Anatletica Feltre, Ilaria Fantinella. Anche Laura De Marco delle Fiamme Oro potrebbe essere una delle protagoniste nel proseguo della gara. Ancora pochi istanti la vedremo riapparire Francesca Tommasi, che sta tenendo un ritmo infernale. Ormai alle sue spalle c'è un abisso, siamo oltre i 100 metri, 150 metri probabilmente di vantaggio per la portacolori della New Food Verona, allenata da Gianni Ghidini. Tanto la musica dà la carica, soprattutto non sicuramente le atlete che non la sentiranno, almeno non in questa fase. Francesca Tommasi già si sta portando verso la zona di ingresso, verso l'arrivo per andare ad iniziare il secondo giro, e alle sue spalle ancora non si intravedono le concorrenti. La sua azione è sempre molto efficace, molto brillante. Alle spalle di Tommasi c'è sempre la coppia Lancedelli e Marchi, Valentina Marchi e Giulia Lancedelli, rispettivamente della New Food Verona e dei Caprioli di San Vito. Eccola Francesca Tommasi, sempre splendida la sua azione a deliziare lo sguardo dei presenti. Francesca Tommasi ha accumulato un vantaggio abissale già dopo il primo giro e non accenna a diminuire di intensità. Ammirate questo splendido talento, perché sicuramente sarà protagonista dei prossimi campionati italiani a Fiuggi 14 e 15 marzo. E alle spalle di Francesca Tommasi, mentre la situazione è ancora un po' più incerta, c'è sempre Valentina Marchi davanti a Giulia Lancedelli, poi Laura De Marco delle Fiamme Oro, insieme a Laura De Marco c'è Jasmine Sharaf della Due Torri di Nuale, poi Gaia Pompanin, ma su tutte l'azione splendida e direi quasi dittatoriale di Francesca Tommasi, che non ammette repliche. Allora, una precisazione riguardo alle premiazioni: saranno premiati anche nelle categorie assolute degli allievi in su i primi 6 e non i primi 3, quindi attenzione, non andate via, perché saranno premiati i primi 6 concorrenti in tutte nelle categorie assolute, allievi, junior, senior, promesse. Intanto Francesca Tommasi continua nella sua azione solitaria, è un'altra gara la sua. Molto valide le concorrenti, le avversarie, ma lei è di un'altra categoria sicuramente. Ormai siamo nell'ordine dei 200 metri di vantaggio, abbondanti anche, direi, a questo punto. E sta già entrando verso la zona del parco Francesca Tommasi, mentre alle sue spalle
la compagna Valentina Marchi insieme a Giulia Lancedelli stanno occupando la seconda e la terza posizione. Ha fatto un'azione di allungo intanto la portacolori delle Fiamme Oro Laura De Marco, che ora è solitaria in quarta posizione, ha staccato di una decina di metri Jasmine Sharaf della Due Torri Noale. Ormai all'interno del parco le concorrenti di testa, sicuramente Francesca, che ha oltre 300 metri di vantaggio sulla coppia Marchi-Pompanin. Molto bene sta procedendo la gara di Laura De Marco, che ora è solitaria in quarta posizione davanti a Jasmine Sharaf, mentre mi pare che stia salendo l'azione di Ilaria Fantinel, che sta andando a raggiungere Gaia Colli dei Caprioli di San Vito. Chica, corre que te atrapo pa' que tú balas conmigo nada más. Corre que te atrapo, chica, corre que te atrapo pa' que tú balas conmigo nada más. No, no te me escape, chica, no, no te me escape, no te escape, que en coyote como yo no encontrarás. No, no te me escape, chica, no, no te me escape, no te escape, que en coyote como yo no encontrarás. Siamo ormai alle ultime battute di questa gara della categoria allieve, che ha visto un'unica protagonista, una protagonista assoluta, oltre ovviamente rispetto per tutte le altre concorrenti che si stanno impegnando e stanno fornendo prestazioni interessanti, ma su tutte c'è questa straordinaria prestazione di Francesca Tommasi dell'insieme New Food Verona, che è un assoluto talento cresciuto nelle file della New Food Verona, allenata da Gianni Ghidini, che, superate le difficoltà della scorsa stagione per un trauma che l'ha tenuta lontano per qualche mese, ora sembra in grande efficienza e sta crescendo proprio in vista dei campionati italiani, che dopo avremo modo di sentirla, vedremo se avrà intenzione di andare e di essere protagonista dei prossimi campionati italiani a Fiuggi 14 e 15 marzo. Già inquadrata dalla telecamera della zona del muretto Francesca Tommasi, per lei ormai mancano circa 600 metri alla conclusione, anche meno forse. Sempre splendida la sua azione solitaria, ritmo infernale impresso alla gara che non ha lasciato scampo alle avversarie. Alle sue spalle c'è sempre la coppia Marchi e Lancedelli. Marchi sta tentando di allungare nei confronti della bellunese Valentina Marchi. Eccola Francesca Tommasi a circa 300 metri dalla conclusione della gara, sempre solitaria, anzi ancora più solitaria. Che dire di questa azione? Direi che basta, c'è solo da guardare. Guardiamo la sua azione e prepariamoci ad accoglierla con un grande applauso, perché questo è sicuramente il più bel talento che oggi calca questo splendido percorso.
Francesca Tommasi, New Food Verona, a circa 200 metri dalla conclusione della gara, mentre ancora non si intravedono le sue dirette avversarie, le inseguitrici, le immediate inseguitrici. Immediate si fa per dire perché siamo nell'ordine dei 400 metri abbondanti. Francesca Tommasi, ancora estremamente efficace la sua azione, si porta ora verso il rettilineo finale e va ad aggiudicarsi, bissando il successo di Pescantina, anche questa gara regionale. Francesca Tommasi, New Food Verona, applausi per lei. Scaldiamoci le mani con questa splendida azione dell'atleta veronese che tra poco sentiremo al microfono. Francesca Tommasi, se vorrà venire ovviamente. Alle sue spalle la compagna di squadra ha inflitto una ventina di metri nei confronti alla bellunese Claudia Lancedelli. Ancora aperta la situazione alle spalle di Francesca Tommasi, con 5 atlete che stanno a distacchi regolari di una quindicina di metri. Valentina Marchi allunga nei confronti di Giulia Lancedelli. Valentina Marchi, ancora New Food Verona sugli scudi. Giulia Lancedelli, Caprioli di San Vito. E poi Laura De Marco, una splendida azione in progressione per l'atleta delle Fiamme Oro. Attenzione, Mattia Zanon e Lorenzo Villanova sono ancora attesi dai tecnici della TDS. Lorenzo Villanova e Mattia Zanon. Ed ecco l'arrivo di Valentina Marchi, applausi anche per lei. Doppietta della New Food Verona. Attenzione all'attacco di Laura De Marco nei confronti di Giulia Lancedelli. Vediamo come finirà questo sprint. Laura De Marco, Giulia Lancedelli appaiate. Sembra poter resistere Giulia Lancedelli. Arriva anche Jasmine Sharaf, che va a precedere Gaia Colli dei Caprioli di San Vito. Ancora Caprioli sugli scudi. Elisa Del Piaz, Athletic Club Firex Belluno. E ancora distacchi importanti per le concorrenti. Conclude la sua fatica anche Lorena Nard della Piave 2000 e va a precedere Claudia Mondini delle Fiamme Oro, emergente atleta delle Fiamme Oro, poi Nadia Dalla Gasperina, Anna Atletica Feltre. E poi lo sprint, vediamo chi la spunta, Marta Lorenzet davanti, ma passa ora Erika Mazzer e quindi va a precedere Lorenzet. Poi c'è anche Eva Dallabona della Vicentina che viene a concludere. E abbiamo qui Francesca Tommasi. Francesca, come ti sembra questo percorso? Ma bello, un po' faticoso da dietro perché c'è la ghiaia, però tutto il resto bello. Beh, allora, non hai avuto problemi, chiaramente, questo l'abbiamo visto tutti. Hai intenzione di partecipare ai campionati italiani, ovviamente? Sì, sì, non vedo l'ora perché l'anno scorso non ho potuto fare niente praticamente. Tra un infortunio e l'altro, ne ho avuti 3 quest'anno. Nella tua stagione invernale non era previsto il campionato italiano indoor. Oggi ci sono i campionati italiani, avresti potuto dire la tua forse anche nei 1000, ma c'è una certa Marta Zenoni che... No sì, ma non è per quello, è che volevo prepararmi bene per il cross. Sicuramente ti vedremo protagonista. Pensi che Marta Zenoni potrà essere un osso duro per te se farai il campionato italiano di cross? Sì, molto duro, non poco. Ma noi siamo sicuri che tu sei in grandi condizioni. Ecco, il tuo progetto ovviamente è quello di andare a Fiuggi per... provare a vincere. Provare a vincere, grazie. Bene, allora noi ti auguriamo tutto il bene possibile
abbiamo visto che sei in splendida condizione, il tuo allenatore sa quello che fa, quindi ti facciamo i più grandi auguri e in bocca al lupo per i campionati italiani a Fiuggi. Ciao Francesca e grazie per essere stata qui. Ciao. Abbiamo sentito la semplicità di Francesca, che è sicuramente un grandissimo talento e che sarà la protagonista sicuramente dei campionati italiani. Marta Zenoni sicuramente è un grosso talento ed è un osso duro, ma nel cross secondo me qualcosa in più c'è per Francesca e vedremo se l'avrò vista giusta nelle prossime settimane. E andiamo ad archiviare la gara femminile perché stanno preparandosi i protagonisti della gara maschile. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila pa' bailar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila pa' bailar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Chiedo agli amici di TDS se mi fanno avere l'elenco della gara Junior Donne per favore. E abbiamo l'elenco dei protagonisti della gara maschile. Intanto Mirko Cocco, che sarà sicuramente uno dei protagonisti dell'Atletica Vicentina, Davide Avesani insieme a New Food Verona, Simone Boscaratto, Santa Lucia di Piave, Mikhail Sirbu della Quantin con il compagno Darko Viel, la Piave 2000 con Andrea Budel, Dolomiti Belluno con Stefano Bernardi, la formazione dell'Anatletica Feltre che ha perso non si fa per dire, Alberto Dal Sasso impegnato ai campionati italiani, quindi il più efficiente di questi, ma c'è un agguerrito gruppo, un terzetto molto agguerrito con Lorenzo Corso, Rudy Malacarne e Matteo Rossa.